Tempio di Canova è un pantheon moderno concepito per gloria e memoria di Canova, che qui è nato, qui ha voluto i suoi gessi e quindi, diciamo, la storia di un uomo ha anche un riferimento in un monumento che rappresenta l'esaltazione della classicità che passa attraverso il mondo romano, il mondo greco vagheggiato e il mondo rinascimentale, che è quello di Palladio, anche egli veneto. Quindi due veneti rifondano la classicità, sono Palladio e Canova. Il tempio, da parte di uno scultore e pittore e in modo marginale architetto, è in realtà il compimento di una invenzione che aveva avuto in Palladio il suo principale titolare, quindi è architettura, ma è un pensiero non per la Marca Trevigiana, ma per l'umanità, esattamente come il Pantheon, cioè è la riprova che la civiltà antica continua a vivere e vive immortale, quindi questo può essere il significato del Tempio, che quindi è un tempio davanti al mondo. Non per caso l'architettura di Palladio e l'architettura del Tempio canoviano viene riprodotta alla Casa Bianca, quindi i luoghi del potere del mondo sono luoghi che hanno la visione del mondo classico ripetuta del mondo neoclassico, e quindi il senso di quell'impresa è farci sentire al centro dell'Occidente, al centro del mondo, al centro di quella grande potenza che è l'America, che continua quello che è stato l'impero romano. Quindi alla fine tutto si tiene ed è come se Canova avesse guardato in avanti, d'altra parte ha avuto anche rapporti con l'America, per sentire che quello che era nato a Roma continua nel mondo. Beh, c'è una prospettiva di cultura dell'agricoltura, perché l'agricoltura è una cultura, è una civiltà, è il fondamento stesso del mondo veneziano, con le ville venete che erano aziende agricole, quindi il fatto che l'area del Prosecco sia stata indicata dall'UNESCO è semplicemente una continuazione naturale del rapporto fra l'agricoltura e la cultura. Quindi che noi siamo qui con Canova è come un presidio che guarda in avanti, allargando sempre di più il proprio orizzonte anche alle attività materiali che sono il fondamento di quelle spirituali.